Care Aquile, bentornate a questa nuova puntata di Aquile Libere. Abbiamo già avuto modo di presentarvi nelle scorse puntate quello che è stato il nostro viaggio, il viaggio di Aquile dal Friuli, Aquile Libere nel Sud Tirolo, precisamente a Bolzano. Con noi c'era anche il referente per Aquile dal Friuli, del Friuli occidentale, Andrea Pasi, che è qui accanto a me, e con il quale appunto volevo ricordare perché noi di Aquile dal Friuli siamo andati in Sud Tirolo e a Bolzano. Sì, Michele, a parte che è stata un'esperienza molto bella, molto positiva, e noi siamo andati lassù per incontrare amministratori e esponenti dell'SVP, nonché anche un senatore della Repubblica Italiana, e per come dire, apprendere, chiedere come potrebbe essere attuata quel tipo di autonomia anche nella nostra regione. E cosa è scaturito da questi interventi? Sostanzialmente che ciò che è importante è una effettiva convinzione della propria autonomia, e ci vuole proprio uno spirito di identità della propria cultura, di modo che appunto la maggior parte della popolazione del Friuli possa prendere coscienza della propria appartenenza, e quindi cercare di valorizzare tutto ciò che è friulano per attuare concretamente anche nella nostra regione ciò che sono riusciti a fare nel Sud Tirolo. Voglio dire, se loro ci sono riusciti, perché non possiamo riuscirci anche noi nel nostro territorio? E il tutto parte da un basamento fondamentale, di fondamentale importanza, che è l'autonomia e il riconoscimento della propria autonomia. E quindi ora, Andrea, lanciamo l'ultima parte del nostro girato in Sud Tirol, l'intervista al dottor Michael Mayer. Siamo ancora qui presso la sede dell'SVP a Bolzano, e qui accanto a me il signor Michael Mayer. Ho pronunciato Corretto. Bene, perfetto. A cui volevo porre subito una domanda che a noi di Aquile dal Friuli sta molto cara. Quali sono dal suo punto di vista gli elementi caratterizzanti per una forte autonomia, quella che appunto avete anche qui in Sud Tirolo? Sicuramente la questione fondamentale è la questione dell'identità. Soltanto se si sente molto forte la propria identità si può costruire l'autonomia. Autonomia poi soprattutto non deve essere inteso come una opportunità nel senso di poter spendere diversamente le risorse, ma come soprattutto autoresponsabilità, cioè la possibilità ma anche la responsabilità di gestire le cose forse in modo un po' diverso, ma gestirle con la responsabilità e con la consapevolezza del proprio territorio e della propria gente. Perfetto, questo è un consiglio anche, immagino, che darà a quello che è il popolo friulano, che in questo momento vive e abita in una regione che comunque gode di autonomia, purtroppo solo sulla carta, ma deve partire l'autonomia appunto da un'identificazione, una caratterizzazione anche di quello che noi siamo, come voi vi identificate anche qui in Sud Tirolo. Questo è, non mi sentirei di chiamarlo suggerimento, questo è un'idea che penso valga per tutti quanti, cioè secondo me una comunità può funzionare quando gestisce, quando riesce a gestire, ma quando lo fa anche effettivamente con la consapevolezza di avere anche la responsabilità per il proprio territorio, perché penso alle situazioni, come posso dire, più difficili si creano quando c'è una popolazione che invece aspetta l'input da altri, che difficilmente possono avere la sensibilità di chi invece ha chi quel posto lo vive davvero. Perfetto, vi ringrazio molto e alla prossima. Al dipendi me e di te. Al dipendu di te. Al dipendi no. Come al dipendi altris. La lengua ie vive, se le fasin vivi, al dipendi no. Care Aquile, come potrete ben notare, abbiamo addobbato oggi il nostro tavolo con la bandiera rossa del Friuli, la bandiera di guerra. Perché questo? Perché abbiamo voluto fortemente invitare quest'oggi un caro e vecchio amico, l'avvocato Luca Campanotto. Lui per fortuna ha accettato il nostro invito, per trattare un tema spinosissimo, molto particolare, ovvero il disegno di legge regionale numero 68 del 2019, già approvato peraltro, che parla di plurilinguismo regionale. Avvocato, come nasce questo disegno di legge regionale? L'iter, intanto mandi a tutti, è
L'iter è complicato, vi ringrazio dell'invito per poterlo spiegare a tutti i telespettatori. Complicato ma velocissimo, nel senso che si tratta di un'iniziativa della giunta regionale. Le iniziative giuntali non sono solite quando si tratta di diritti fondamentali, materia sulla quale di solito viene lasciato campo libero al Consiglio e anche agli emendamenti dei singoli consiglieri nella massima collegialità assembleare. Questa volta invece l'iniziativa parte dalla giunta, parte dall'esecutivo, parte dai vertici, in prevalenza triestini, presidente triestino, assessore competente agli enti locali, anche egli triestino. Quindi insomma l'origine è questa. Abbiamo registrato durante l'iter una scarsa trasparenza. Io stesso ho avuto grandissima difficoltà a trovare sul sito istituzionale del Consiglio regionale informazioni anche solo sul testo del disegno di legge. Si è verificata poi una grande fretta. Pensiamo solo al fatto che dall'inizio dell'iter con l'iniziativa giuntale alle approvazioni definitive sia in commissione sia nel plenum dell'aula consiliare saranno passate sì e no 2 settimane, quindi nemmeno le manovre finanziarie che stanno per scadere hanno un iter legislativo così veloce. Quindi insomma già questo a livello procedurale direi che suscita molte perplessità. Ecco. Di cosa tratta questo disegno di legge? Allora, in generale tratta del plurilinguismo regionale, è un argomento fondamentale, fondante per la nostra stessa specialità regionale. Nella stessa legge vengono affrontati problemi molto complessi e molto eterogenei che riguardano tutte le 3 minoranze linguistiche regionali legalmente riconosciute nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono molto diverse fra loro anche a livello demografico. Secondo attendibili stime ministeriali, Ministero dell'Interno, si parla di 6.000 germanofoni, adesso che anche Sappada è ritornata in Friuli, di circa 60.000 slovenofoni e di 600.000, forse 650.000 friulanofoni. Mentre i residenti in Friuli sono circa 1 milione e la popolazione globale di tutta la regione si aggira sui 250.000 in più che stanno nella zona di Trieste. E questo per dare delle cifre approssimative. Stranamente, fra l'altro, già a partire dal titolo di questa legge troviamo per una misteriosa ragione gli slovenofoni anteposti rispetto ai friulanofoni, pur essendo 10 volte di meno. E già questo è un segno problematico, nel senso che non è stato seguito l'ordine demografico, per dire. Questa è una criticità, per esempio. Quali sono le altre criticità di questo disegno di legge? Ce ne sono molte. Le maggiori polemiche stanno sul metodo di finanziamento delle singole comunità. Se uno legge i giornali, segue quello che gira sui social, su internet, si parla molto del cambio, fra l'altro solo per i friulanofoni, del sistema di finanziamento delle associazioni maggiormente rappresentative. Da notare che ad esempio per gli slovenofoni si è perseguito un obiettivo diametralmente opposto, cioè la semplificazione, la velocizzazione a livello di finanziamenti. Per quanto riguarda i friulanofoni invece si è passati da un sistema di finanziamento previsto in legge, quindi automatico e veloce, immediato, garantistico anche per la libertà delle associazioni, a un sistema amministrativo affidato alla discrezionalità, quindi più farraginoso e potenzialmente pericoloso, perché il rischio è quello di un condizionamento politico. Ecco. Ma non è questa la criticità principale a mio modo di vedere, perché ricollegandomi anche al discorso che facevo sulla demografia, in realtà nessuno sta parlando del problema più grosso, ovvero sia quanti sono i friulanofoni
Quanti fondi regionali vengono stanziati per la tutela, la promozione della lingua friulana? Quanti sono gli slovenofoni in regione? Quanti fondi regionali vengono stanziati in un anno per le esigenze della minoranza slovenofona? Analogo discorso si potrebbe fare anche per i germanofoni. Il problema principale è la parità di trattamento tra tutti i gruppi linguistici legalmente riconosciuti, che è consacrata nell'articolo 3 dello Statuto Speciale di rango costituzionale, norma fondamentale anche a livello di Costituzione stessa della regione autonoma, che esiste perché c'è il plurilinguismo. Quindi stiamo ben attenti a questa materia fondamentale. In Sudtirolo, ad esempio, c'è addirittura una proporzionale etnica molto rigida. Qui siamo molto lontani da quello che dovrebbe essere il nostro modello, diciamo, più immediato, direi. Viene a sé, avvocato, pensare che dobbiamo in qualche modo bloccare questa deriva che si sta delineando, noi come friulani, ma anche noi come Aquile dal Friul. Come possiamo fare per bloccare questa deriva? Beh, anzitutto, francamente, scusate se passo dal tecnico al politico, smettiamola di votare partiti italiani e votiamo invece chi pone al primo punto del suo programma la più radicale separazione possibile tra Friuli e Trieste, perché solo così i friulani smetteranno di essere in regione solamente i principali contribuenti. Grazie avvocato per il suo intervento, grazie per aver accettato il nostro invito e ci vediamo alla prossima. Grazie a voi per l'invito e mandi a tutti gli ascoltatori.